Salve a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video. Nello scorso video abbiamo parlato delle mie opinioni sul libro di Richard Rogers, potete trovare comunque qui il video nelle schede. Oggi invece riprenderemo la serie di The Tube con un'opera che non è neanche tanto famosa, che è la Brace al-Beit. Potremmo comunque chiamarla Torre dell'orologio di La Mecca, perché il nome in inglese sarebbe Mecca Royal Clock Tower. Quindi, piuttosto che dire a Brace al-Beit rischiando di sbagliare, chiamiamola semplicemente Torre dell'orologio di La Mecca. Come dice il nome stesso dell'edificio, questo grattacielo si trova a La Mecca e più precisamente si trova a pochi metri del luogo più sacro della religione islamica, ovvero la grande moschea che contiene al suo interno la Kaaba, ovvero la pietra nera. La prima cosa di cui si potrebbe parlare è la sua posizione, perché è un po' come se facessero sorgere in piazza San Pietro un grattacielo di 600 metri. E per far posto a questo edificio è stata demolita una fortezza che risaliva a inizio 800 fine 700, costruita sotto l'impero ottomano. Quindi non solo si trova di fronte a un patrimonio molto importante per la cultura locale e anche per la storia umana, ma anche si è dovuto demolire un'opera che aveva più di 200 anni d'età. Quindi nel 2002, quando venne abbattuta la collina con anche la fortezza, ci sono state veramente molte controversie. Il grattacielo raggiunge i 601 metri di altezza, che lo fa collocare tra i 5 grattacieli più alti al mondo, il che non è poco, perché se pensate che la Torre Eiffel è alta poco più di 300 metri, la Mola Antonelliana 167 metri, questa risulta il doppio della Torre Eiffel e anche molte mole antonelliane una sopra l'altra. È veramente un'opera immensa, gigantesca anche rispetto al contesto in cui si colloca, ed è anche l'edificio più grande al mondo per superficie. È un complesso davvero monumentale, conta 7 torri, tra cui appunto quella più alta che ospita l'orologio più grande del mondo, con il quadrante più grande del mondo di ben 45 metri, e superando ovviamente quello del Big Ben e di qualunque altro esempio che vi venga in mente. E questo complesso ospita al suo interno un grandissimo centro commerciale da 5 piani, 2 sale di preghiera, una per gli uomini e una per le donne, e appunto fa anche da hotel per i molti pellegrini che vanno a visitare la Mecca. Comunque stiamo parlando di un complesso edifici davvero gigantesco, perché se pensate per esempio al Burj Khalifa, che è l'edificio più alto del mondo, contate che comunque è soltanto una torre singola, mentre questo non è soltanto la torre centrale, ma anche tutte le altre 6 che stanno attorno, quindi è davvero come se fosse una città dentro la città. Dal punto di vista estetico, questo grattacielo, a differenza di molti altri contemporanei, non è completamente di vetro e non ha questa estetica tipica di questi anni. Infatti è più postmoderno, perché prende elementi del contemporaneo, ovviamente è una struttura molto aggiornata, ma comunque prende anche elementi della tradizione, come per esempio la guglia del sommitale a 601 metri con questa mezzaluna che appunto è il simbolo della religione islamica, o anche per esempio tutte le decorazioni che si possono trovare lungo delle cornicioni, anche piccoli dettagli che fanno di quest'opera anche diciamo un continuo con quello che è la tradizione islamica. Però il problema maggiore è che è un'opera davvero troppo grossa per essere considerata rispettosa per il contesto di tradizioni e storia dell'architettura islamica di La Mecca, perché se fosse stato un edificio molto più piccolo ovviamente avrebbe avuto un impatto minore. Ovviamente non è un edificio molto visitato dagli occidentali. La maggior parte delle volte si sa dell'esistenza di questo edificio soltanto perché viene elencato come uno dei grattacieli più alti del mondo, ma non ha la stessa popolarità per esempio del Burj Khalifa, perché la meta, ovvero la Mecca, è molto meno occidentale per esempio di una Dubai, che è molto più aperta e culturalmente simile agli standard europei o occidentali. Comunque secondo me sarebbe più giusto dare a Cesare quel che è di Cesare, ovvero riconoscere anche i meriti, seppur fatti da uno Stato con le sue contraddizioni, di un'opera veramente gigantesca, essendo appunto quella più grande del mondo, con un cantiere che è durato dal 2004 al 2011. Secondo me sarebbe un po' meglio appunto riconoscere il merito e la sua immensa grandiosità negli sforzi, pensando anche a quanto è durato il cantiere dal 2004 fino al 2011, con addirittura 2 incendi durante la fase costruttiva, e dal semplice fatto di aver potuto realizzare un'opera così tanto gigante, così tanto grande, secondo me potrebbe
cioè secondo me potremmo dargli un po' più di merito anche a questo edificio e non soltanto per esempio al Burj Khalifa o altri grattacieli che hanno molta più popolarità rispetto a quest'ultimo, che seppur gli sforzi sono stati giganteschi non è così famoso appunto per differenze culturali, anche per quanto riguarda appunto la città di La Mecca. Comunque, se il video vi è piaciuto lasciate un commento, mi piace, continuate a condividere questi video con chi gli piace l'architettura, oppure consigliate ad un amico che gli piacciono appunto questo tipo di format. Iscrivetevi se non l'avete fatto e tanto bene è tutto, passo e chiudo.